Eccoci qui. Che cos'è Casacus? È il programma che vi racconta le storie di atleti e dirigenti del centro universitario sportivo cagliaritano. Continuano insomma e proseguono le stagioni, la stagione agonistica al CUS Cagliari, una stagione ricca. Oggi ci saranno infatti 11 le prime squadre che scenderanno in campo in questo fine settimana. Si passa dal basket al volley, al calcio a 5, insomma sono tanti gli appuntamenti che vi raccontiamo e che vi racconteremo anche in questa puntata di Casacus, che ha tre temi principali. Vi diciamo un po' come se fosse un sommario: l'atletica leggera con il bilancio della stagione e con un nuovo progetto che partirà a breve. Parleremo di Avis, di donazione del sangue, perché insomma lunedì inizierà la settimana della donazione con un accordo, con una collaborazione tra CUS e Avis, e poi parleremo di ginnastica ritmica con la Gymnos, che è una delle società insomma che collabora con il CUS Cagliari da diversi anni. Chiedo al nostro Simo Luca in regia se sono pronti i nostri due collegamenti e primi ospiti di questa settima puntata di Casacus. Abbiamo detto che partiamo dall'atletica leggera e quindi partiamo con Sara Paschina. Ciao Sara, buon pomeriggio. Ciao a tutti. E sta per arrivare con noi anche Sandro Daga, che insomma molti di voi si ricorderanno come un atleta di qualche anno fa, non tantissimo, però ecco in questo caso ci racconterà un po' quella che è stata la sua esperienza sportiva e poi anche quello che sarà il prossimo progetto che vedrà protagonista il CUS Cagliari. Sara, parto da te. Raccontaci un po' quella che è stata la tua stagione sportiva, culminata, credo, credo anche di non sbagliare in questo, dal doppio titolo italiano Master. Sì, esatto, ma tu vuoi sapere l'avventura da valigie o vuoi conoscere l'esperienza? Ovviamente, siccome questo è un programma che parla di sport, parliamo dallo sport e poi raccontiamo anche perché non hai disputato una gara, però prima facciamo il bilancio sportivo. Sì, quest'anno per me è stato un bellissimo anno sportivo, ho raggiunto degli obiettivi importanti. Come accennavi, il titolo italiano Master sia negli 800 che nei 200 a Rieti, e quindi non potrei essere più contenta e felice, perché insomma mi alleno tutti i giorni, faccio tanti sacrifici come tanti di noi, e quindi insomma aver avuto questa soddisfazione è stato bellissimo. Sono molto felice. Senti, anche per il CUS. Sì, anche perché comunque sono titoli nazionali, anche se Master. Allora, vediamo collegato Sandro Daga. Ciao Sandro, eccoci, ci senti? Buon pomeriggio Andrea, io vi sento, voi mi sentite? Noi ti sentiamo forte e chiaro, caro Sandro. Parlavamo insomma con Sara delle sue peripezie atletiche. In realtà insomma sono due titoli italiani che fanno sicuramente bene al CUS, al movimento sportivo, e sappiamo insomma quanto è importante. Poi la storia di Sara è una storia importante, perché insomma ha iniziato a fare atletica leggera non da giovanissima, passami il termine ovviamente Sara, con il massimo del rispetto dell'educazione, ma ce lo siamo insomma sempre detti. E il fatto, prego? Sono una giovane vecchia. Sì, no, sei giovane forse sicuramente più di chi parla in questo momento davanti al microfono e indossa la maglia del CUS, e sono io, però ovviamente la tua storia insomma è una storia che è vicina a tante altre storie atletiche e di atleti. Raccontaci in breve quello che è accaduto invece per la tua non gara dei 400. Sì, siamo partite io ed Enrica Sodu, una mia compagna di squadra, nonché dirigente del CUS, il venerdì, perché le gare sarebbero state sabato mattina, i 400, che poi era la gara sulla quale puntavo di più, perché quest'anno mi sono dedicata tantissimo a questa specialità, e poi domenica gli 802. Peccato che però l'Italia abbia deciso di scioperare e ha trattenuto a Fiumicino i nostri bagagli per tutta la notte. Quindi noi siamo rimaste bloccate in aeroporto quasi 24 ore, e non ho potuto essere al campo di Rieti in tempo per gareggiare per i 400, purtroppo, ma alla fine ci siamo rifatte. È stato bello comunque, distrutte, senza aver dormito, ho gareggiato, non so neanche io come, però alla fine ce l'ho fatta. Insomma, è stata una bellissima, alla fine stavamo ridendo talmente tanto che non so neanche come abbiamo fatto a reagire così, però è stato al termine di tutto una bella avventura.
Senti Sandro, invece raccontaci un po' la tua storia sportiva. Tu in realtà all'interno del CUS in questo momento sei uno di quelli che insomma revisiona i nostri conti, quindi insomma sei una delle personalità più importanti in questo momento, perché i conti ci permettono di mandare avanti le strutture, mandare avanti insomma quelle che sono quella che è la società in toto. Però tu hai un passato sportivo, ovviamente, come tutti quelli che insomma fanno parte della dirigenza CUS. Sì, ho un passato sportivo, anch'io di atletica al CUS Cagliari, facevo i 400 metri piani, come ogni tanto si diverte a fare Sara. Ho cominciato in realtà per caso, perché mio padre è un atleta master, io facevo hockey su prato, tra l'altro con la squadra rivale del CUS Cagliari, normalmente l'Amsicora. Ebbi un infortunio, quindi vedevo mio padre tutte le mattine usciva a fare atletica e dissi un giorno, gli dissi vengo con te, e quindi da quel momento mi sono innamorato dell'atletica e ho sempre fatto atletica. Poi insomma al campo incrociai Pompilio Bargone, che è anche l'attuale inossidabile allenatore di Sara, e lì è nata la mia storia atletica, è rimasta questa passione. Ho cominciato, devo dire, abbastanza giovane a fare il dirigente al CUS per volontà di Adriano Rossi, ho smesso semplicemente perché poi per motivi di lavoro sono partito, ho iniziato a lavorare in continente con l'azienda con la quale lavoro tuttora, e ho ricominciato poi con la presidenza di Marco Meloni come revisore dei conti, però devo dire che insomma per fortuna i conti della società stanno bene, quindi è un lavoro che non mi preoccupa. Sono sempre ottime notizie queste. In realtà voi siete insieme in questa puntata di Casa CUS perché a breve inizierà un bel progetto che in realtà è uno dei progetti che mancava, comunque è stato perfezionato, ovvero i corsi dedicati ai master di atletica leggera. Sandro, li faccio presentare a te perché poi a Sara chiederò un po' del backstage che abbiamo realizzato. Di cosa si tratta? No, si tratta di questo, per volontà, insomma, in accordo con il dirigente di settore dell'atletica che è Stefano De Montis e col presidente Marco Meloni, era da tempo che insomma volevamo impegnarci in questo settore, e devo dire, quando abbiamo chiesto insomma alle persone che volevamo coinvolgere, tra cui Sara, ma anche altri importanti atleti del CUS, e soprattutto Erita De Montis, che insomma è la storica, insieme a Pompilio Bargone, il tecnico più storico al CUS Cagliari, quindi di comprovata esperienza. Insomma, visto l'entusiasmo di tutti, abbiamo deciso, ecco, di lanciarci in questa nuova avventura. Noi abbiamo ovviamente sempre avuto una squadra importante nell'atletica femminile, che attualmente è ancora in argento, però non abbiamo mai seguito, diciamo, le attività master, se non in maniera, diciamo, secondaria. Ora invece ci vogliamo impegnare in pieno in questa avventura, perché riteniamo che insomma ci sia un importante movimento nella città di Cagliari, che sia un'opportunità, se vogliamo, di coinvolgere anche gli studenti universitari, il personale dell'università, visto che questa è la nostra prima mission. Certo. E quindi insomma, sfruttando quello che è il movimento a Cagliari, in sinergia con tutte le altre società che in questo momento lo fanno, senza porci in concorrenza ovviamente con nessuno, ma soprattutto mettendo a disposizione, ecco, tutto quel bagaglio tecnico che noi utilizziamo per la prima squadra, ecco, metterlo a disposizione anche dei master. Grazie Sandro. Sara, mentre vediamo le immagini del backstage, quindi dei nostri master, ci racconti un po' come è stato girare questo spot, o comunque insomma come è stato l'immagine? L'immagine non ha senso questa frase, però nel senso come è stato, ecco, raccontare un po' e pubblicizzare i master. Sì, allora, intanto è stato divertentissimo posare con le mie colleghe. Posare è il verbo giusto, grazie Sara. È un piacere. Vi dicevo, posare con le mie amiche e colleghe Claudia Pinna e Giulia Innocenti, che saranno anche le mie compagne in questa avventura, in questo progetto. Ci siamo divertite, non è stato per niente pesante. Poi io amo fare queste cose, ma soprattutto c'è un grande entusiasmo, come diceva Sandro, per questo progetto, perché
È vero, noi siamo in una città che non solo è bellissima, ma si presta tantissimo per lo sport. Sappiamo, abbiamo tanti posti dove possiamo correre, il clima lo permette, e allora perché non farlo con delle atlete che possono magari darti un consiglio, spiegarti che magari in quel modo, se corri in quel modo, puoi farti male, piuttosto che utilizzare delle tecniche che sono quelle dell'atletica leggera, e facendolo anche divertendoci, perché il nostro obiettivo è quello di divertirci insieme, perché la corsa non è solo fatica, può essere anche divertimento. Divertirsi insieme mi pare che sia un ottimo slogan, insomma, anche per, così, per rivendercelo nella comunicazione futura di quella che partirà, insomma, lunedì con il corso master. Appunto, le testimonianze saranno Sara Paschina, Claudia Pina e Giulia Innocenti. Ovviamente poi ne parleremo sui nostri social e di nuovo ne parleremo anche qui a Casa Cuscaglieri. Grazie Sandro Draga, grazie Sara Paschina. Grazie a voi. Grazie mille. Allora, cambiamo argomento. Parleremo ovviamente tanto di sport, ma lunedì inizia una settimana importante, la settimana della donazione, una collaborazione tra CUS e Avis. Ne parleremo tra poco con Antonello Carta, che è vicepresidente regionale di Avis Sardegna. Prima di parlare con Antonello andiamo a vedere insomma un video promozionale sull'Avis. Eccoci qua, allora noi tra poco ci collegheremo con il nostro Antonello Carta, che diciamo è il vicepresidente di Avis Sardegna, però possiamo fare una cosa, Simo Luca, te lo chiedo insomma così in diretta perché ci piace fare le cose in diretta, cambiamo la scaletta, andiamo a sentire Annarita Meloni, che invece è la vicepresidente e fondatrice della Gymnos, società che insomma collabora con il Cuscaglieri e usufruisce delle strutture di Monserrato. L'abbiamo già fatto anche con la pallamano, però ecco il polo di Monserrato è un luogo in cui si possono fare tanti sport, diversi sport, tra cui c'è anche la ginnastica ritmica. Noi ovviamente recupereremo a brevissimo il collegamento con il nostro Antonello Carta. Intanto vi racconto un po' quelle che saranno le gare del fine settimana, così un po' di risistemare la scaletta, a meno che non abbiamo già la nostra ospite pronta. Ce l'abbiamo qua, eccola qua. Allora le gare ve le dico dopo. Annarita Meloni, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora Annarita, il tuo compito ora è spiegare agli amici che ti stanno seguendo sulla pagina di Radiolina del CUS di Unione Sarda che cos'è la Gymnos. Allora, la Gymnos è un'associazione sportiva che è nata nel 1990, dopo 2 anni di cooperativa dello sport, cioè una società che era nata 2 anni prima con un gruppo di neodiplomati all'ISEF. Il nostro scopo era quello di divulgare il più possibile l'attività sportiva, dare a tutti la possibilità di fare sport. Nel 1990 nasce la Gymnos che diciamo asseconda un pochino quelle che sono le richieste del quartiere. Il quartiere è di Pirri, dove siamo nati noi, in zona Via degli Stendardi. Abbiamo chiesto cosa volete fare, ci hanno risposto ginnastica ritmica, pallavolo e ginnastica dolce. Ancora oggi, dopo 30 anni, noi facciamo queste attività. Per quanto riguarda il volley, dico soltanto che facciamo settore femminile da sempre, da quest'anno riprendiamo il settore maschile, speriamo che vada bene perché sapete che il volley maschile non è proprio in un periodo felicissimo. Per quanto riguarda invece la ritmica, diciamo che abbiamo iniziato prima con gli enti di promozione sportiva, dal 2004 siamo entrati in federazione e da allora ci siamo praticamente rimasti sempre, e diciamo che siamo una vecchia società come età, ma siamo abbastanza giovane come esperienza, perché stiamo da diversi anni ci stiamo affacciando adesso ai campionati nazionali. Proprio oggi alcune mie ginnaste sono a Foligno per disputare il campionato nazionale. E per quanto riguarda appunto le altre categorie, diciamo che
ci siamo tolte tantissime soddisfazioni agli ultimi campionati nazionali che si sono tenuti a Rimini. Parliamo di federazione ovviamente, e siamo molto soddisfatti perché abbiamo ottenuto tantissimi risultati, cioè se li relazioniamo a quelle che sono le nostre disponibilità, ovviamente sono tantissimi. Pensate che siamo arrivati in 15 finali nazionali per quanto riguarda le squadre e ben 10 finali nazionali, quindi fra i primi 10 in Italia per quanto riguarda i singoli attrezzi. Abbiamo raggiunto un primo posto importantissimo nella categoria più alta del silver, che è la LE, con Alice Melis che ha vinto il primo posto con l'attrezzo palla, ha vinto anche il secondo con il nastro, e poi abbiamo avuto un altro risultato importante, un secondo posto categoria LC Junior in 3 di Sara Toro. Poi ovviamente per noi sono fondamentali anche tutti questi piazzamenti entro le prime 10, perché certo. sono proprio una scrematura di tutte quelle che sono le ginnaste presenti lì. Ecco, Senti, questa è la gimnastica. Anna Rita, Questa è la parte... perdonami, qual è invece il rapporto, la collaborazione che insomma abbiamo instaurato con il CUS, quindi con noi in questi anni, quanto è importante anche creare rete tra le società? Allora, il CUS ci ha aiutato moltissimo nel nostro momento di difficoltà maggiore, che è stato quando hanno bruciato la palestra di Via degli Stendardi, che suppongo sappiate tutti, è avvenuto il 16 maggio del 2020, in periodo, diciamo, di lockdown, per cui già venivamo da una situazione abbastanza critica, però noi abbiamo continuato a lavorare in tutto quel periodo tramite le lezioni online, e a maggio saremmo potuti rientrare in palestra, ma questo non è potuto accadere, e a quel punto è arrivata la manna, cioè abbiamo avuto i primi contatti col CUS che ci hanno dato la possibilità di lavorare nella struttura del Policlinico di Monserrato. E da lì è nata questa, come dire, collaborazione, nel senso che poter trovare una palestra che ci garantisse almeno 3 volte alla settimana di lavorare ci ha permesso di ottenere questi risultati, perché senza il CUS noi non saremmo andati avanti. Certo. E quindi se oggi noi stiamo partecipando a un campionato nazionale, io per esempio sono rientrata la settimana scorsa da Napoli, da un altro campionato Allieve Gold, senza il CUS non ce l'avremmo fatta, cioè il CUS ci ha aperto le porte, ci ha dato la possibilità di lavorare utilizzando la struttura del policlinico, una struttura fra le altre cose bellissima, perché per noi è importantissima l'altezza, lì è molto alto, molto ampio, e quindi abbiamo potuto raggruppare tutte le nostre ginnaste, che devo dire all'inizio non è stato facile, convincere tutti a spostarsi da Pirri a Monserrato. Non è una cosa semplice. Esatto. Però alla fine tutti hanno capito, caspita, qui possiamo lavorare e possiamo continuare possiamo continuare con il nostro lavoro, perché nella ginnastica, come tutti gli sport individuali, il lavoro è metodico e deve essere continuo per ottenere i risultati. Non che nelle squadre questo non sia possibile, però ci sono momenti in cui si può lavorare anche individualmente oppure in gruppo. Quindi è stato determinante la nostra collaborazione con il CUS. E colgo l'occasione, se posso, certo, di ringraziare personalmente Marcello Sanfelice, che ormai è diventato un amico. Io lo ringrazio sempre perché ci ha dato questa grande opportunità, e ringrazio ovviamente il CUS. Questa è una grande collaborazione, e devo dire questo, in Sardegna dobbiamo imparare a collaborare di più, a fare delle reti tra società e non dividerci, siamo pochi. Certo. E quando siamo in Sardegna magari possiamo primeggiare, ma quando arriviamo su siamo molto indietro rispetto agli altri, proprio perché manca la possibilità di confronto ad alto livello. Ti faccio l'ultima domanda e poi insomma ti lascio al tuo pomeriggio. Qual è il futuro insomma della società, e poi anche in breve un po' quanto è stato difficile ripartire per voi? Lo dicevi tu prima, è stata una doppia ripartenza in realtà, da una parte quella del post pandemia, dall'altra insomma la struttura, però ecco le difficoltà della ripartenza le hai già sottolineate, e qual è appunto il futuro della Gimnos?
Questa è una bella domanda, eh? Non lo so, noi continuiamo a lavorare, ci speriamo, stiamo, come dire, il nostro obiettivo, che è poi quello iniziale della mia società, è quello di avere un ok, ma è abbastanza complesso, difficile, ci sono tante difficoltà, ma prima o poi penso che ci riusciremo. Ehm, Al momento cerchiamo di tener duro e Mhm. continuare a lavorare laddove abbiamo la possibilità di farlo, senza mollare mai. Ripeto, le nostre ginnaste si allenano in, penso, 3 o 4 palestre diverse, Mhm. però non mollano. Siamo arrivati a livelli, come dire, alti, nel senso che a Certo. livello nazionale ci si confronta, si può competere e ci si rende conto di quanto dobbiamo lavorare ancora per poter ottenere dei risultati. La cosa più importante però è andare in palestra, Mhm. divertirsi, stare insieme e continuare a essere una grande famiglia come quella che è la Gymnos, una grande famiglia perché noi lavoriamo in palestra per lo sport, ma lavoriamo soprattutto anche per il sociale, perché non dimentichiamo che lo sport è società. Infatti non a caso si chiama società Esatto, sportiva società o associazione sportiva, sportiva. esatto. Annarita, grazie mille perché insomma ci hai raccontato in questi minuti la storia della Gymnos, insomma tu sei una delle fondatrici e la bellezza di queste collaborazioni, di quelle che portiamo avanti con il Cuscagliari, proprio riuscire a parlare agli sportivi e lavorare con gli sportivi in maniera sana. Diceva prima la nostra Sara Paschina, divertirsi insieme, ecco, ci si deve divertire insieme anche quando si fanno sport diversi. Grazie mille Annarita. Grazie a te Andrea, a presto, un saluto a tutti, grazie. Allora, noi magari recupereremo la settimana prossima il collegamento con il nostro Antonello Carta, ma mentre andiamo a vedere, caro Simo Luca, questo video di presentazione dell'Avis, io vi racconto un po' quello che sarà la nostra iniziativa, ovvero Cuscagliari e Avis insieme per la vita, la collaborazione tra Cuscagliari e Avis. Vi dicono un po' quelle che saranno le giornate, da lunedì 8 a sabato 13, e infatti ci sarà la settimana della donazione. Atleti, dirigenti e famiglie potranno così donare sia presso il centro Avis provinciale in via Talete 8 a Cagliari, da lunedì a sabato dalle 7:30 alle 12:15 la mattina, e il mercoledì dalle 16 alle 19. Poi venerdì prossimo, venerdì 12 novembre, magari ecco sarà l'occasione per recuperare sicuramente il collegamento con il nostro Antonello, sarà presente l'auto Emoteca Avis a Saduchessa dalle 16 alle 20. Vi ricordiamo quelli che sono i con 55 33, ecco qua lo recuperiamo, 553002, oppure il numero di telefono che insomma recupererete dal nostro sito cuscagliari.it. L'abbiamo già detto in più di un'occasione, è importante creare rete, è importante ecco avvicinare il CUS al mondo del sociale, e lo facciamo anche ovviamente con i nostri amici dell'Avis, con cui insomma poi recupereremo sicuramente il collegamento la settimana prossima. Quindi 8-13 novembre, settimana della donazione CUS Cagliari Avis. In chiusura vi ricordo quelli che sono i nostri appuntamenti sportivi, tantissimo sport come sempre a Saduchessa. Partiamo domani alle 15 con CUS Padova CUS Cagliari, parliamo di hockey su prato. Alle 15:30 il derby del pallavolo tra San Roque e CUS Cagliari, e alle 18 invece la sfida in C maschile di volley tra Time Out e CUS Cagliari a Olbia. Alle 19 la gara di futsal maschile tra CUS Cagliari e Ichnos Calcetto Sassari, poi chiude il sabato al CUS alle ore 20 il basket in trasferta sul campo della Vigarano 2008. Tante gare anche domenica, 3 gare per il tennis, quindi la terza serie maschile contro il TC Elmas B in casa, la trasferta della seconda squadra maschile contro il le Serre A sempre alle ore 9, e poi la gara della femminile contro il Tennis Guspini. Chiudiamo con le 4 sfide di domenica. Alle 14:30 la gara interna del futsal femminile contro la Virtus Romagna, mezz'ora più tardi, quindi alle 15, la sfida tra CUS Cagliari e Virtus Sansperate. Poi ancora pallavolo, da una parte la D femminile contro il Vega Volley, e poi la trasferta della D maschile contro Airone e Tortolì. Tantissimi appuntamenti raccontati così, sono abbastanza insomma così, diciamocelo, un po' pesanti,
però avete sicuramente dal punto di vista grafico e del sito cuscagliari.it tutti gli aggiornamenti su quello che sarà il fine settimana sportivo, che seguiremo come sempre con attenzione sui nostri social, la pagina Facebook, l'account Instagram e la pagina e il canale YouTube, sempre per raccontare al meglio quello che è il nostro fine settimana. Questa era Casa Cuscagliari a Radiolina, puntata numero 7. Grazie a Simo Luca in regia, un saluto da parte di Andrea Matta. Casa Cus torna tra 7 giorni.